Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parliamo di quelle persone che si fanno i film. Lo ripeto, oggi parliamo di quelle persone che si fanno i film, no? Che entrano nei social e sentono qualcuno che dice che 28 giorni, in 3 giorni, una settimana, insomma, in pochissimo tempo riescono a fare dei miracoli. Ma prima di iniziare questa pillola, la vostra Marietta Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, la nostra Hildegard, al mio canale, se è la prima volta che passi di qua, e di venirci anche a trovare nei nostri gruppi social dove in Face stiamo rilanciando un gruppo che abbiamo aperto un anno fa, siamo 1390 persone, 1395. Si chiama Radionica, Radiestesia, Etologia ed Ermetismo. Mm, ed è gratuito, si può iscriversi. In più abbiamo anche un altro gruppo, i Casti Sacerdotali, siamo più o meno 600 amicizie e siete tutti benvenuti. In più vi ricordo anche che abbiamo il sito del Capitano, il link sono sotto qui in descrizione, è uno dei siti italiani più battuti per quanto riguarda la radionica, la radiestesia e anche un pochettino di chirologia e di magia. Ci sono degli ebook gratuiti che si possono scaricare, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha regalato all'umanità qualcosa come più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti e radioestetici gratuiti, con tanto di spiegazioni funzionanti. E i link sono sempre qui in descrizione. Se invece volete una consulenza privata o un'indagine radiostesica con le sibille, qui sopra c'è il numero di telefono raggiungibile tramite Telegram. Sono 20 euro, 45 minuti. Potete chiedere anche il legale una consulenza privata. Bene, iniziamo un po' per questi scenari, no, di queste persone che, soprattutto quelle che girano sui social, no? Sui social che vanno da un gruppo all'altro, cercando soluzioni e buon marché per magari, non so, il figlio che si è inchiodato in macchina perché aveva studiato sulla PS4 come guidare le macchine, poi la prima volta che gli hanno regalato una macchina a 60.000 euro è passato su e ha cercato di capire se era più dura la testa o il muro. Poi la mamma ha capito che il figlio non aveva capito che la testa e non è dura quanto il muro. Insomma, queste persone, oppure quelle persone che magari sono andate a abitare in zone veramente terribili e si sono rese conto che mm, non era per lui, poi vanno nei social a mendicare luce colorata, energia, reiki, settima dimensione, che sembra quasi come un ascensore, no? Arrivi dentro un social, c'è uno, tac, ti porta sulla settima dimensione perché lui è lui, no? Insomma, questi film un po' colorati, c'è un po' da baraccone, oppure quelli che dicono le paroline, incominciano a dire paroline e si attaccano a dei egregori molto potenti, quindi fra 15-20 anni, se non avranno il figlio che va contro il muro, molto probabilmente, non dico che gli cade addosso alla casa, perché mi ha detto queste cose qui non le dice, però insomma bisogna sempre dormire con un occhio aperto, come diceva in una canzone un cantante qualche anno fa. Quindi, perché si fanno questi film? Per la mancanza di conoscenza. Il vostro Marietto Veneziano ha sempre detto una cosa interessante, secondo me, che se l'istruzione costa, figuriamoci l'ignoranza. Allora, queste persone che si fanno questi film devono capire che quando si entra nel mondo esoterico, la prima cosa che è importante è la costanza. La costanza, cioè voi pensate che ci sono persone che studiano fino a 26-30 anni per magari un lavoro che non faranno mai nella vita. E voi pensate che ci sono persone che entrano nei social e pensano perché ripetono una parolina, no, 4 volte per una settimana, che gli cambierà la loro vita. Allora, io non dico che bisogna essere caduti seggiolone a 6 mesi, a piccolini, no. Il Marietto Veneziano queste cose qua non le dice e non le pensa mai, però insomma, non fatelo dire a me. Quindi, quando uno entra e bussa al mondo dell'esoterismo, deve capire una cosa. Primo, che l'istruzione costa. Lo ripeto perché forse non sono stato chiaro. L'istruzione costa. Infatti la gente lo capisce quando, con l'ignoranza, paga il triplo. Quindi, quando si entra nel mondo esoterico,
La prima cosa che salta subito all'occhio è che se vuoi avere un'istruzione di qualità, non viene giù dal cielo gratis. No. E quindi è importante affidarsi ad esoteristi che hanno qualità. Come ripeto spesso nei miei pillole, io per ricevere la foto di mia mamma ci ho messo 56 anni. Adesso tu che mi stai ascoltando non è che devi avere il miracolo dopo 56 anni, però per dire che un po' di costanza ci vuole. E non bisogna farsi film perché si va in un gruppo e c'è il tipo che di ruolo o il classico tipo che si mette su un nome roboante, no? Un mago Merlino, mago di qua, mago di là, maestro di qua, maestro di là. Maria Veneziano non gli piace essere chiamato maestro perché non lo è, no? I maestri insegnano, no? Io non insegno, no? Io faccio. È totalmente un'altra cosa. Quindi, per tutte quelle persone che si avvicinano all'esoterismo e pensano che sia una buffonata da quattro paroline o da mettere il nome dentro un pezzo di ferro girato che vi ho già spiegato che cuoce l'eterico, o per tutte quelle persone che sono un pochettino mancanti di conoscenza, oppure magari neanche mancanti di conoscenza, hanno seguito il menestrello di corte e gli sono andati dietro. Tutte quelle persone lì dico che l'istruzione costa e non è un film da Netflix, no? Non è un film di quelli che si scarica e si guarda. Bisogna impegnarsi. Io vi ho sempre spiegato che un rito, prima che si vedano i propri effetti massicci, corposi, no? Sempre che tutto sia andato bene, perché il rito è fatto bene, ma poi ci sono delle varianti che neanche l'operante le conosce, anche perché magari l'operante ha tantissimi committenti, non è che può seguirli tutti, a meno che non paghi, perché come ho detto, l'istruzione costa, ma figuriamoci l'ignoranza, no? Quindi è chiaro che queste persone che entrano nel mondo così perché hanno pizzicato in 20 social, no? In 20 gruppi misterici, no? Pseudo-misterici, poi pensano di avere la carta d'identità in tasca facile per fare miracoli. Non funziona così. Questi film qui nascono come, capite, i sogni muoiono all'alba, dicono. Quindi a tutte quelle persone che mi contattano, oppure mi contattano in PVT per chiedermi di quelle cose, di quelle... Signori, il tempo costa. Se volete qualità, chiaramente. Se no, è chiaro, si prende quello che passa. Il problema è che quando uno poi prende quello che passa e commenta da mendicante, purtroppo avrà dei contraccolpi perché quando si lega a certe cose, fondamentalmente è come se desse un'apertura, una porta eterica a qualcosa che non conosce ancora e lo conoscerà nel futuro. Questo è chiaro. Comunque, vi ricordo che nel sito Capitano abbiamo anche una sezione shop dove se qualcuno vuole comprare dei nostri prodotti di Legarma del Veneziano, benvenuto. Ad esempio questo ciondolo di protezione a 8 protezioni costa 150 euro più 10 euro di spedizione. In più si possono aggiungere dei programmi aggiuntivi di protezione. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Ricordate, non fatevi dei film, non fatevi dei film che vi mettono in testa agli altri, chiudete, spegnete la luce e cominciamo a pensare. Cari amici, alla prossima e grazie di avermi seguito.